قولوا إلي صديقاتكم قد علوا من الجميل والأحلام للبحث. E stasera ecco il mio progetto dove si sentirà dall'arabo al francese al napoletano. Sto lavorando sul mio progetto nuovo, il mio disco, dove veramente si può dire molto onorata, dove ci sta James Sinese, Enzo Graianello, il mio maestro Gino Bennato, Daniele Segui. Sono molto felice stasera, in questa serata ecco, del Tria. Non ho avuto questa fortuna di stare qua del Tria, ma perché non è semplice, e veramente sono contenta dove ecco c'ho come i miei amici, ci sta Enzo Graianello e la nostra rossa di fuoco Erasmo, anzi Gennaro, cosa ne parlando? Ma a proposito di passione, ma spiegaci un po' il film, la conoscenza con il grande John Turturro, con anche Federico Lembre. Certo, allora John Turturro è veramente una persona adorabile, una persona gentile, prima di un regista, parlo della persona, di uomo, veramente una persona per bene. Certo. E sono fortunata che sono stata scelta poi in questo film. La cosa bella che mi porta più soddisfazione che prima di decidere chi sono gli artisti, lui ha sentito prima di me, cioè hanno pensato che prima di mandare tutti questi materiali, tutti i cantanti, dal più conosciuto al non conosciuto, e la prima sono io, e sono, per la mia fortuna, riascolti per ben 2 anni, hanno scelto questi artisti di passione, che veramente sono poi dei pilastri napoletani, certo. Sono fiera di esserci in questo progetto, e così è stata scelta per Imbarca Betale. La darbuka è uno strumento per noi veramente, cioè arabo, sembra il djembé, però non è il djembé, poi dopo lo vedrete, certo. Live, lo vedrete dal vivo. Sicuramente. E un richiamo delle feste, già quando eravamo piccoli, già quando senti da lontano la darbuka, oddio ci sarà festa, e corriamo tutti, questo è il mio strumento.
Un bacio fortissimo a tutti i napoletani. A me chi me